Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Why does it hurt when I pee? Why does it hurt when I pee? I don't want no doctor to stick no needle in me. Why does it hurt when I I got it from the toilet seat. I got it from the toilet seat. It jumped right up and grabbed my meat. Got it from the toilet seat. My balls feel like a pair of maracas. My balls feel like a pair of maracas. Oh God, I probably got no cacas. My balls feel like a pair of maracas. Ay, ay, ay. Why does it, why does it, why does it, why does it? Buonasera, a voi la linea. Oh, con questo pezzone Why Does It Hurt When I Pee di Joe's Garage 1979, il nostro Frank Zappa dà il benvenuto ai radioascoltatori su Radio Libertà. Saluto Natalia in regia e saluto dall'altra parte dell'etere. Io naturalmente sono Lorenzo Viani, ma dall'altra parte dell'etere a cui dedichiamo questo pezzo e non vi diciamo il perché. C'è lui o non è lui? La presenza oscura di Radio Libertà. Quel contraltare degli Jedi, mi sembri l'oscuro imperatore di Guerre Stellari oggi, non lo so perché, ma ti vedo con una tunica nei meandri dell'Inter dal milanese, una tunica nera, con questo tuo sguardo torvo che guardi e minacci non lo so che cosa, però insomma dai, ho finito qua. Dall'altra parte Antonino Danna, vai! Vibo Pizzo, stazione di Vibo Pizzo, regionale 5570 proveniente da Reggio Calabria Centrale, diretta a Paola e in arrivo al binario 2, ferma a Lamezia, Amantea, Paola. Si Vi sente abbiamo il treno, letto non si sente? in diretta il monitor degli arrivi e partenze live aggiornato alle ore 17, 36 minuti e 18 secondi. Ora lo aggiorniamo alle 17, 38 minuti e 19 secondi e il regionale 5570 in perfetto orario. Alle 17:41 si materializzerà al binario 2 della stazione di Vibo Valencia Pizzo. Quindi se qualcuno di voi ci sta ascoltando e deve prendere il treno da lì perché deve andare a Paola, può tranquillamente usufruire. Se no, alle 17:44 abbiamo il regionale 5572 che invece va in senso inverso. Perché diamo queste informazioni così locali sui treni locali in Calabria? Spiegami perché mi suona un po' strana sta cosa. Per lo stesso motivo per il quale tu mi hai messo il pezzo di Frank Zappa. Non diciamo nulla, ma Ecco. è una sorta di troll, sono quelle sorpresine. Vediamo Sì, chi alla appunto. fine della trasmissione potrebbe coniugare, trovare qualche legame con questo pezzo.
Esatto, comunque volevo anche dirvi che è in orario pure l'Italo Si delle chiama ore l'Easter eggs. Come dicono, 18:27 per Roma come vengono Termini. dette, come vengono dette queste cose in gergo quando Sì, nei Easter film, eggs, no, nel gli easter gergo eggs. dell'informatica si chiamava così. Noi negli anni 90 li chiamavamo così. Mamma mia, Va gli anni bene, 90. dai, inizia con la tua trafila, vai, che se me non Intanto non inizio buonasera giù. Natalia, ben trovata. Qua siamo veramente al top dell'assurdità. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle e buon venerdì santo, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna, lui è Lorenzo Viviani e questa è la puntata numero 1167 di oggi, venerdì santo, appunto 3 aprile 2026. La canzone che avete ascoltato arriva appunto dal disco Joe's Garage del 1979, Che Frank grandi. Zappa, Why Does It Hurt When I Pee? Perché mi fa male quando compio l'atto della minzione? Perché poi uno si ricovera e gli passa e quindi siamo tutti a posto. Detto ciò, Che è ladies and gentlemen, è un pezzone, fammi dire, perché è sì, un pezzo cattivo, però naturalmente si sente sempre il sarcasmo e la vena comica di Zappa, a parte nel testo che naturalmente è super sarcastico, però dall'altro punto di vista senti anche gli stacchetti che sono sempre, cioè anche se è rocchettaro, quasi metallaro, però come poi diventa anche, diciamo, una presa in giro. Detto ecco, questo, io vorrei recitare a questo punto una poesia, visto che abbiamo evocato la minzione narrata da Zappa. Posso? vai, dai, vai. Cosa vuoi dire? Eseguirò dal Calenda Vibu 1995 una pisciata. Atmosfera. Era vecchio in to piazzali, aspettava lu postali. Con una mano dintra la sacca, non ci mungia, non ci scappa. Con una fimmana per dispetto, ci mostrava chi gli petto. Con un figliolo senza crianza, ci mostrava chi gli panza. Quando ecco che una buatta gli ha trovato, e lesto un ci pisciau. Chi vergogna, o chi pena quando vitti chi sta scena. To 2000, to progresso, disigliamo pure uccesso. Applausi. Cioè, manco l'applauso mi fai. E infatti no, ma stavo pensando, no, insomma, io pensavo che fosse Natalia. Natalia, devi mettere l'applauso. Cioè, Vediamo qui ci l'applauso voleva della... una standing ovation. E infatti, non può, Vabbè, dice che non può. non può Traduco. metterci gli applausi. Natalia, allora Traduco. facciamo l'applauso così. Scusami, avevo richiesto gli applausi, diciamo quelli... Natalia li ha fatti fatti a mano gli applausi, quindi... Siamo così, va bene, perfetto, l'applauso c'è, la folla oceanica acclama il nostro Antonino. Mi piace quando c'è il tuo slang calabrese, mi fa morire. E ora Ma andiamo questa con la domanda traduzione da perché... Ligure, da Ligure naturalmente il Certo. genovese ha il suo dialetto, qua ce l'abbiamo un altro, se vai a Spezia ce n'è ancora uno diverso. Il ponente paradossalmente ritorna un po' il dialetto della riviera qua di Levante. Ma Io da comunque... calabrese cambia così tanto il dialetto da una parte all'altra? Dunque, il calabrese, ma diciamo che la parte della Calabria centrale da cui vengo io sostanzialmente è il calabrese vero e proprio. Il cosentino ha questa tendenza che sostituisce la T con la D e quindi sono cosentini e poi marcano doppio le consonanti iniziali. Ti rupigli un caffè, no? Te lo prendi il caffè. Invece il reggino, a mano che tu ti avvicini allo stretto, la parlata si fa simile al messinese, perché il messinese, come va, tutto a posto, siamo così. Invece quello del Reggio, che marca la R particolarmente, quello di Reggio parla un po' così, hai capito? Se hai capito, mi dici che hai capito. Se non hai capito, mi dici non ho capito. No che io ti dico, hai capito, e tu non hai capito niente, hai capito adesso? Non ha capito. No, Comunque, capito. vorrei darvi la traduzione in italiano del brano vai. poetico, perché voglio dire, mica tutti hanno 0963 come prefisso. Vai. Era anziano e nel piazzale egli attendeva l'autobus, o torpedone che dir vogliasi. Con una mano infilata in una tasca, ravanava il suo basso ventre
per evitare di farsi la pipì addosso. Qualche donna per dispetto gli mostrava l'ampio torace, qualche ragazzino maleducato invece gli mostrava l'ombelico. Quando ecco che egli trovò una scatola di latta vuota, forse dei pelati, in un angolo, e rapidamente diede sfogo alla minzione. Che vergogna, oh che pena quando ho assistito a questa scena. Nel 2000, nel progresso, avremo bisogno anche del gabinetto, come l'hanno avuto bisogno peraltro gli astronauti di Artemis 2, che come sapete hanno avuto questo problema del gabinetto spaziale. Poi stamattina, tra l'altro, Cristina Koch, la specialista di missione, che nella vita è anche un'ingegneressa, pilota e matematica, ed è anche esperta di idraulica, ha spiegato che sostanzialmente, siccome non era arrivato a temperatura, il gabinetto spaziale credeva di essere rotto. Quando l'ambiente ha raggiunto l'ambiente interno alla capsula, ha raggiunto la temperatura giusta, ha ripreso a funzionare. Ma come diceva Bud Spencer, non ci sono più i cessi di una volta. È vero, non ci sono più, non ci sono proprio. La cosa mi offende, ma ahimè è così la vita, cosa vuoi fare? Anche i tempi cambiano lì, non ci si può fidare del cesso di oggi. No, assolutamente no. Altra specie quelli citazione di dello Bud Spencer. spazio. Specie quelli che vanno nello spazio, anche perché, insomma, tra l'altro è uno spazio molto ristretto, non molto intimo. Pensate che la capsula ha lo stesso spazio che c'è dentro un camper. Provate a immaginare 10 giorni chiusi dentro un camper che corre a 10.000 km l'ora e poi vediamo che cosa vi viene in mente. Però anche pensa che questo quando io ho fatto il corso di sopravvivenza per andare in Antartide, tanti alpinisti magari saranno abituati, ma fai la tenda, ti fanno costruire la tenda a gabinetto, perché naturalmente se stai a fare il campo, io non ho fatto il campo diciamo esterno, perché ho lavorato nella base Mario Zucchelli, che era quella rivolta sul mare, quindi non sono andato, però devi prepararti a tutte le emergenze, anche a ritrovarti in difficoltà di tornare o in parti diciamo sperdute, quindi ti insegnano un po' tutto l'ambaradane. Quindi c'era questa tenda gabinetto che sai, lì magari arrivi anche a temperatura abbastanza sotto zero e devi metterti con le chiappette di fuori, però insomma quindi a volte sono situazioni in cui fai di necessità virtù. Certo che col galuscio che ti naviga senza gravità nello spazio non ci vuoi stare, quindi è giusto che funzioni tutto per bene, insomma. Direi, anche perché i costi umani credo che sarebbero stati Se mai finisci come citando un gruppo che ha ispirato tanto a Frank Zappa, mi sembra che il titolo si chiami Astronauta Pasticcione, non mi ricordo più come di Elio e le storie finisce. tese. Bello, Cismi che potremmo anche mettere dentro di me, sostanze tossiche nascoste dentro il moderno scafandro. Ecco, poteva finire così, sappiato. Spasmi bellissimi. Vette altissime stasera, sono signori. 17:47 minuti. Per dare un senso al nostro esistere, allora intanto spieghiamo ai nostri radioascoltatori che nella seconda parte rientreremo diciamo nel nostro ruolo professionale, soprattutto te che lo fai di mestiere, e avremo il nostro Circello di Federcuochi che ci darà qualche insomma consiglio per le ricette pasquali. Naturalmente lui è legato alla cucina laziale Roma, però insomma ci darà un po' di buoni consigli per tutta l'Italia, per tutti i campanili italiani. Detto questo, abbiamo adesso faremo un po' di rassegna. Se ce l'hai sotto mano, non ti vorrei mettere in difficoltà, se ce l'hai sotto mano prendi, agguanta a due mani la rassegna stampa, perché diamo due notizie in campo agricolo. Esatto, prendi questa rassegna Rom Sintio Caminante, perché deontologicamente non si può più dire zingaro, quindi non... No, come l'hai detta bene. Vero, sei veramente di un politicamente corretto che fai schifo. No, ma ora, al di là di tutto, voglio dire, io credo che non sia un insulto. No, però, ma ieri su Rai 5, fra parentesi, volevo dirti questo, c'era ho preso le ultime parti di un programma che, vabbè, non so se posso fare pubblicità, oddio chi c'era, però stavano ricantando, parlando delle storie tese, come si chiama il pezzo? Quello Nel boschetto della mia fantasia.
Oddio santo, mi prese, sì, ho Sento, capito qual ecco, è, bravo. non lo C'era quella possiamo partita, dire. c'era lui che la canta, come si chiama più che la canta? Conelio, che la cantava proprio, che la interpretava tutta. C'era lui e il Lui, Enrico tastierista Ruggeri, Enrico Ruggeri che conduceva, che conduce questa esatto. trasmissione e riproponeva con una delle storie tese che deve essere il tastierista, e anche lì non mi ricordo come si chiama, quindi figuratevi come sono Tastierista è Rocco messo. Tanica. Bravissimo, con Rocco Tanica, e riproponevano l'ultima parte. E sono Il vitello andati, è dai stato piedi di bello perché balsa è stavano il dicendo e ho detto pezzo. no, non possiamo dire più niente. Quindi era lì che dicevano, Esatto. allora, come facciamo ad arrivare alla fine? Perché in effetti, Sì, ma poi non per tutti chi conosce sanno la che... canzone sa che è un po' politicamente scorretta, in tutti i Esatto, sensi. anche perché l'album dovrebbe E essere... l'orsetto è diventato l'orsetto burlone, è diventato. Esatto, anche perché il pezzo nell'album, che se non sbaglio è Italian Rumka Susukti, praticamente sostiene che cioè c'è il vitello dai piedi di balsa reprise, in cui Elio duetta con Coso, con Ruggeri, e fa: mi corsacchiotto, ti vedo barzotto e sento uno spinotto, non avere paura mai, eccetera. L'amico vitello dai piedi di spugna del tuo giovane corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Ma vi rendete conto che non si può più parlare di niente, non si può più ridere di niente? Cioè, io ogni tanto mando in onda gli squallor, ma veramente, se penso a certi pezzi tipo Cornutone, che non si può mandare in onda Cornutone. perché ovviamente se Cornutone. no poi... Eh? Cornutone. Cornutone, un grandissimo, probabilmente il signature tune degli Squallor, veramente. E ti voglio dire, un pezzo come Cornutone che è di una genialità incredibile, ma non si può mandare in onda nemmeno oggi, perché se no ti trovi il Sì, Moige ma sai addosso cos'è? nel Posso giro di dire, 30 secondi. ah sì, però posso dirti, io per certi versi apprezzo certe cose perché anche quando fai la battuta cretina, che fortunatamente è sempre più rara, devi pensare che una persona vicino a te ci può rimanere male, la puoi anche Sì, ferire. questo sì. Quindi, però poi passi nella censura e quasi nel fatto di... diventa una cosa ridicola, capisci? Poi esagerata. Quindi, insomma, come al solito, l'essere umano non sa darsi la giusta, Scusate, io ho qui una giusto notizia. compromesso. Vai, Io ho una notizia, prima di fare la rassegna stampa seria, che vai, sono già le vai, vai, 17:52, io ho una notizia che arriva dalla Verità e vai. giuro, veramente, la trovo... Questo secondo me è il premio banana di martedì prossimo, già a mani Raccontacelo, vai, prendi basse. banana, vai. Aspetta un attimo che la sto stampando, perché C'è veramente la questa è... stampi, eh? Non Sì, consumare, pensa all'albero che hai buttato giù per quella carta. C'è il me ne computer. fotto. Allora, fammi vedere qua cosa Vai. c'è. Ecco qui, ecco, state un po' a sentire. Il comune dedica un'area, giuro, è una notizia vera, non me lo sto inventando. Il Vai. comune dedica un'area alla Fallaci, ma in foto c'è Vittoria Puccini. Il comune di Monselice, provincia di Padova, dedica l'area pubblica di via Argine Destro all'attrice Vittoria Puccini, anzi no, a Oriana Fallaci. Un attimo, c'è qualcosa che non va. Un po' di confusione la si fa effettivamente e a guardare il sito istituzionale della città della Rocca. In home page compare infatti l'annuncio di una triplice intitolazione che il comune farà nel fine settimana, dedicando spazi pubblici a 3 figure femminili. E qui arriva la grave gaffe, che peraltro compare anche nella locandina ufficiale dell'evento. Nell'indicare l'intitolazione alla giornalista e saggista Oriana Fallaci, viene pubblicata una foto della scrittrice fiorentina impegnata alla macchina per scrivere, con l'immancabile sigaretta in bocca. Peccato che in quella foto non ci sia Oriana Fallaci, bensì l'attrice Vittoria Puccini, che l'ha impersonata nella fiction di Italia 1, di Rai 1, intitolata Loriana. Complimenti al comune di Monselice, che spero... Sai cos'è sta cosa qua? È il figlio di professionalità zero. Io vedo che lo sai cos'è? Cioè la gente non ricontrolla, non sta attento. Io sono uno che, a parte una mia dichiarazione quando devo fare qualcosa, sto attento alla virgola, sto attento a quello che posso dire, a quello che non posso dire, a parte qua in radio dove naturalmente non ho filtri con voi, è come essere in famiglia. Oppure invece è che poi è un po' figlia anche di quello che vengono pagate ormai le persone o della professionalità che non viene più richiesta perché tanto siamo
tutti è capace a far tutto e nessuno è capace di far bene le cose. Ma il fatto di proprio della scarsa, diciamo, non ricontrolli neanche, non sei No. sicuro di aver preso, vai a prendere una foto, perché magari uno va su Google, va su e prende una foto e dice: "Oriana Fallaci gli sarà uscito la foto del film e c'ha messo quella lì?" Dai, perdonami, siam proprio ridotti male. Sì, però Comunque voglio dire, cioè Oriana Fallaci non è che la è conoscevano in come l'errore di 4. ortografia, perdonami, in una via o in un paese, cioè può succedere, ma ragazzi, cioè, non ricontrollerai 3 righe che scrivi su una cosa, purtroppo succede, è all'ordine del giorno, quindi. Appunto, non ho altro da aggiungere. Senti, allora alle Dici, 17:55 io vai, faccio una dici breve 2 rassegna parliamo un po' di stampa, agricoltura, vai. sì, con il Corriere Fiorentino del 2 aprile. Olio, latte, cereali, frutta, la guerra ci ha tolto 130 milioni in un mese. In 4.000 Ah, con la Coldiretti, l'UE intervenga, futuro a rischio. State un po' a sentire cosa succede. Ci rivolgiamo alle istituzioni, in modo particolare all'Unione Europea, va cambiata immediatamente rotta perché il futuro delle imprese agricole non è mai stato così a rischio. Questo è il grido d'allarme arrivato ieri da Firenze, dove circa 4.000 tra imprenditori addetti ai lavori della filiera provenienti da tutta la regione si sono dati appuntamento per la giornata di mobilitazione organizzata da Coldiretti Toscana all'interno del Pala Big Mat, l'ex Pala Wanni. Presente anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha annunciato un decreto ad hoc di sostegno al comparto che prevede l'istituzione di un credito d'imposta anche per il settore dell'agricoltura. Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, secondo un'indagine affidata da Coldiretti al centro studi di Vulga, le imprese toscane di settore hanno già subito rincari dei costi di produzione pari a oltre 130 milioni di euro, vale a dire circa 200 euro per ciascuno dei 65.000 ettari di terreno coltivati in Toscana. Incrementi che hanno riguardato fertilizzanti, gasolio, plastiche e altri fattori di produzione. Nello specifico, lo studio parla di costi per il settore dell'olio d'oliva cresciuti di 205 euro a ettaro ad uliveto. Per i cereali si parla mediamente di incrementi di 65-80 ad ettaro, con picchi fino a 200 euro per la coltivazione del mais, che si ripercuote anche sugli allevamenti, incidendo sull'alimentazione del bestiame. Anche produrre una tonnellata di latte costa alle stalle 40 euro in più rispetto a prima, mentre per il comparto suinicolo i costi aggiuntivi di queste settimane di guerra si aggirano sui 25 euro a capo allevato. Bilanci in potevamo rosso. sentire il nostro amico Collinelli. Bilanci in rosso anche nei frutteti, dove si stimano aumenti fino a 35 euro a tonnellata, ma a soffrire sono anche florovivaismo e vino. I listini dei fertilizzanti Potevamo sono sentire il nostro amico Liuni. sì, No, sono scherzo. saliti alle stelle, come nel caso dell'urea, che è arrivata a toccare quota 815 euro a tonnellata, 230 euro in più rispetto a fine febbraio, più 40%, avvicinandosi pericolosamente ai livelli segnati nel 2022 con lo scoppio della guerra in Ucraina. Piccola nota a margine, scusate se mi cito, mercoledì su Agricoltura Oggi io scrivevo proprio di Hormuz, lo stretto di Hormuz, che oltre a far uscire da lì il 20% del petrolio greggio mondiale consumato nel mondo, da lì esce anche una bella quota di fertilizzanti e questo sta creando aumenti agricoli ovunque e in particolare, pensate, questa settimana la Malesia ha cercato di avere rassicurazioni dalla Cina, soprattutto proprio per l'urea agricola, perché altrimenti niente soia e niente prodotti della terra da quelle parti. Quindi attenzione perché mangiare costerà un po' di più prossimamente se la Ma guerra è possibile che non continua. riusciamo, a parte l'urea che vabbè, ora non conosco la produzione, ma non riusciamo a renderci indipendenti. Ora, naturalmente, quando parliamo di questi tipi di fertilizzanti, dove è necessario vanno usati, ma insomma, è meglio tutte le tecniche innovative che ci possono mettere in campo. Poi lo chiamerà il nostro radioascoltatore, magari naturalmente ci dirà che per alcuni tipi di colture è indispensabile. Però, detto questo, però se serve, noi non riusciamo, non abbiamo mai, porca miseria, spero che questo governo, da questo punto di vista, abbia lavorato in questi anni, perché poi i risultati li vedi nel tempo, però non riusciamo mai a avere una mentalità strategica di mettere il fieno in cascina, cercare di metterci un po' al riparo da queste situazioni, di essere meno fra i frangenti, quindi di avere una sicurezza per
Non è proprio incapibile un paese che agisce in questo modo, guarda. Vabbè, comunque. Comunque, sono le 17:59 minuti e 20 secondi. Noi tra poco diamo la linea al nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti per Liberamente. Vi do anche un annuncio: domani non ci sarà il grandissimo Pier Vittorio Come mai Scimmia. non c'è il grandissimo? Non c'è, ha un impegno. No, ma mi dispiace, saluta. Lo so, è andato a trovare sua figlia Liliana. E ci Liliana. sarò io invece a sostituirlo per la rassegna stampa. Quindi domani mattina mi sento la tua rassegna? Sì, sì, sì. E allora domani mattina tutti alle 8, tutti collegati con Antonino Danna. E adesso vi lasciamo al nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti per Con Liberamente. Liberamente. E noi ci sentiamo verso le 18:10 e parleremo di cucina pasquale. A tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.